Buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Intimidazioni e spedizioni punitive contro gli ambulanti. Arresti all'alba di oggi in Veneto e Friuli grazie a un'operazione della DIA e della Guardia di Finanza di Trieste. Sentiamo. Alle prime luci dell'alba, il personale della Direzione Investigativa Antimafia e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, al termine di complesse indagini di polizia giudiziaria, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerose persone. Gli arrestati devono rispondere a vario titolo di diversi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver costretto, con reiterate condotte intimidatorie, numerosi commercianti ambulanti friulani e veneti a non esercitare la propria attività imprenditoriale e per impedire il regolare svolgimento a Bibione della nota manifestazione fieristica estiva i giovedì del Lido del Sole. Lo scopo era quello di riuscire a ottenere un diretto controllo delle attività economiche e condizionare così il libero mercato e lo sviluppo economico e sociale della rinomata località turistica. Particolarmente significativi alcuni episodi in cui sono state organizzate spedizioni punitive con armi nei confronti di chi non sottostava all'egemonia imposta dal capo del gruppo criminale, anche in altre manifestazioni fieristiche del litorale friulano-veneto. Sono ancora in corso perquisizioni con l'utilizzo di uomini e donne dei reparti territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei militari dell'8° Reggimento Genio Guastatore di Legnago nei luoghi e nelle disponibilità delle persone indagate nelle province di Udine, Venezia e Pordenone. Il mio ringraziamento alla DIA, alla Guardia di Finanza ed alla DDA di Trieste per l'operazione che ha visto decine di arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso nel Veneto orientale e nel Friuli Venezia Giulia. Lo dice il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, dopo gli arresti scattati a Trieste. Infiltrazioni di camorra in un territorio che si pensava immune, e proprio questa convinzione di impermeabilità a certi fenomeni è il grave errore di chi si reputa invulnerabile, aggiunge. Non solo quindi infiltrazione economica, quella silente, ma anche quella della violenza diretta. Plaudo alle forze dell'ordine e alla magistratura, ma è necessario sollecitare l'attenzione e la sensibilità dei cittadini, degli operatori economici, a denunciare, a porre subito un argine a queste degenerazioni mafiose. Trieste, che sembra così lontana dai territori tipicamente investiti da fenomeni criminali, conclude, dimostra come l'attenzione della politica non deve mai venire meno né illudersi per ipotetiche zone di immunità. La Commissione Antimafia potrebbe pianificare una prossima missione a Trieste, conclude Morra, proprio per indagare a fondo quanto sta succedendo e dare un segno concreto di presenza e vicinanza alla società civile sana e onesta che non piega la testa. Un plauso al lavoro di DIA, Guardia di Finanza e DDA di Trieste, per l'operazione che ha portato decine di arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso nel Veneto orientale e nel Friuli Venezia Giulia. Lo esprimono la parlamentare europea del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli, i deputati Sabrina De Carlo e Luca Sut e il capogruppo pentastellato in Consiglio regionale FVG Cristian Sergo. Il fatto che l'azione sia partita da Trieste e non da Venezia e che, pur essendo al momento coinvolta solo della fiera di Bibione, le indagini abbiano riguardato anche la provincia di Udine, riteniamo sia un chiaro segnale della presenza sul nostro territorio di persone che si organizzano in maniera criminale per poter gestire e controllare le attività economiche, aggiungono gli esponenti Movimento 5 Stelle. Proprio quella presenza da noi temuta e contrastata sin dal primo giorno in cui siamo entrati in Consiglio regionale. Un'altra tragedia della strada in Friuli. Questa notte un agente di commercio di 44 anni, Lorenzo Colonna, originario di Latisana, è morto dopo aver perso il controllo della sua Alfa sulla statale 13 a Codroipo. Vediamo il servizio. Ha perso il controllo della sua auto lungo la statale 13 Pontebana ed è morto per le gravissime ferite riportate un 44enne di Latisana, Lorenzo Colonna. La tragedia poco prima delle 3:30 di oggi a Codroipo. Il friulano, molto conosciuto nella Bassa, dove aveva gestito per un periodo la prosciutteria ai Picchi, a Pertegada di Latisana, stava viaggiando al volante della sua Alfa Romeo quando è finito fuori strada ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal personale sanitario di un'ambulanza e di un'automedica inviate d'urgenza dalla Sores. Troppo gravi le ferite che ha riportato, per lui
lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo, insieme ai carabinieri della radiomobile di Udine per rilievi e accertamenti. Colonna aveva fondato il club di Latisana dell'Inter, squadra di cui era grande tifoso. Da sempre appassionato di freccette aveva partecipato ai campionati italiani. Lascia la madre, il padre, che risiedono a Lignano, e una sorella. Da qualche anno viveva a Udine per lavoro. Di recente faceva l'agente di commercio, ma aveva gestito anche un bar, il Bomber, a Sant'Andrat di Talmassons. Si era candidato di recente come consigliere alle elezioni amministrative di Latisana. Una lavoratrice dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari ha riportato un trauma cranico dopo essere stata aggredita da una coppia di passeggeri ai quali aveva chiesto di esibire il Green Pass. Per il sindacato si tratta di un fenomeno che si sta inasprendo in tutto il settore del trasporto pubblico. Vediamo. Chiede il Green Pass ad una coppia di passeggeri che si stava imbarcando per Londra e viene offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra. È quanto accaduto ieri ad una lavoratrice dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia che ha riportato un trauma cranico a causa della caduta con prognosi di 8 giorni. È quanto riferisce la FIT-CISL del Friuli Venezia Giulia, precisando che l'aggressione avrebbe potuto avere conseguenze peggiori se in soccorso della donna non fossero subito intervenuti alcuni colleghi e la polizia. Questa è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che purtroppo si sta esasperando in tutto il settore dei servizi pubblici, commenta il segretario della FIT-CISL Friuli Venezia Giulia, Antonio Pittelli. Episodi del genere rischiano ormai di diventare quotidiani per chi esercita ruoli di controllo sui mezzi. Ieri è accaduto in aeroporto, ma abbiamo segnalazioni anche dai treni e temiamo le stesse reazioni anche sugli autobus. Stiamo riscontrando e segnalando, prosegue Pittelli, continui casi di aggressioni verbali nei confronti dei lavoratori dell'aeroporto, del trasporto pubblico locale e dei treni, e questo avviene sia nei confronti di chi opera a bordo dei mezzi, ma anche, sempre di più, di chi presta il servizio a terra, che semplicemente con alta professionalità svolge il proprio lavoro. La FIT-CISL regionale, che definisce il gesto ingiustificabile, condanna fermamente ogni forma di violenza ed esprime solidarietà alla lavoratrice vittima del gesto. Non è possibile, conclude Pittelli, che chi svolge correttamente il proprio lavoro diventi un bersaglio. Chiediamo all'azienda di attivarsi in maniera celere per mettere in atto comportamenti preventivi che permettano a tutti i lavoratori del front line di operare in sicurezza. Sono riprese questa mattina le ricerche della signora di Avignone, classe 69, scomparsa lunedì pomeriggio dopo una camminata sul Monte Laura nel comune di Barcis. Dopo aver mantenuto il presidio tutta la notte, alle prime luci del giorno i soccorritori hanno nuovamente ripreso i perlustramenti e i sorvoli nell'area prioritaria circoscritta, dopo aver avvertito la suoneria del cellulare della donna scomparsa. Presenti i volontari del soccorso alpino, le squadre della Guardia di Finanza e del SAF del comando di Pordenone, supportati da ulteriori unità provenienti da tutta la regione. In campo il ricevitore Dedalo, l'elicottero Drago e i droni del reparto volo di Venezia. Partecipano alle ricerche anche le unità cinofile. L'unità di comando locale è stata posizionata vicino al lago di Barcis. La richiesta di soccorso era arrivata lunedì 13 settembre intorno alle 20 in seguito al mancato rientro della signora ospite in Friuli da conoscenti. Il percorso che intendesse seguire la donna non è certo, probabilmente era indirizzato a raggiungere Forca Bassa, una cresta a tratti molto esposta. Il cellulare, per buona parte del tempo non raggiungibile, alle 17 di ieri era stato sentito squillare. Il suono proveniva da una zona attraversata da una traccia di sentiero non segnata che collega Forca Bassa a Casera Cec. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di Udine ieri sera per la presenza lungo il canale Ledra di una grande quantità di schiuma bianca. I pompieri hanno allertato il consorzio di bonifica che ha confermato la presenza della sostanza bianca, pare riconducibile alla presenza nelle acque di qualche tensioattivo proveniente dal comune di Martignacco. Tutta l'asta del canale a Udine è stata interessata dal fenomeno. Piste ciclabili sui controviali e ritorno del senso di marcia alternato. Per l'arteria più importante del capoluogo isontino, la Giunta Ziberna ha deciso di tornare al piano del traffico pre-sperimentazione. Vediamo. Novità a Gorizia Percorso Italia. Dopo la sperimentazione con il transito a senso unico si torna al senso di marcia alternato. La Giunta Comunale ha ritenuto di adottare in via rigorosamente sperimentale il senso unico per consentire ai cittadini di toccare con mano, di vedere con i loro occhi cosa significava, cosa avrebbe comportato il senso unico. Tantissimi cittadini ci hanno rappresentato l'apprezzamento per la pista ciclabile sul corso e per ciò che è il senso unico. Tanti cittadini invece hanno espresso la loro forte critica.
La giunta comunale perciò ha ritenuto conclusa la sperimentazione e ha deciso perciò di ritornare al doppio senso, di ripristinare il doppio senso con le piste ciclabili non più sulla strada, perciò sul corso, ma sui controviali, una in un senso e l'altra nell'altro senso, come peraltro prima dell'avvio della sperimentazione. Dobbiamo rilanciare questo tratto cittadino, rilanciarlo anche attraverso gli esercizi che si affacciano, perché sarà una grande opportunità. Noi dobbiamo essere pronti per accogliere i tanti turisti che verranno a Gorizia andando verso il 2025, verso la capitale europea della cultura, anche con posteggi, anche con vie, anche con arredo urbano. Si concluderà domenica con la cerimonia di inaugurazione programmata alle 18:30 il 24° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia, che si svolge nel Parco Sculture di Vergnacco di Reana del Roiale. Sono 8 le opere prodotte dagli artisti ospiti nell'edizione 2021. Resteranno esposte fino alla prossima primavera. Sentiamo. Sta giungendo al termine il 24° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia, che si concluderà domenica 19 settembre con la cerimonia di inaugurazione alle 18:30 nel Parco Sculture di Vergnacco di Reana del Roiale delle 8 opere prodotte dagli artisti ospiti dell'edizione 2021. Provengono, oltre che dal nostro paese, da Serbia, Irlanda, Messico, Argentina e Venezuela. Le creazioni, che resteranno esposte fino alla prossima primavera, saranno presentate dalla commissione artistica del simposio. All'inaugurazione sono attesi rappresentanti delle tante amministrazioni che hanno patrocinato l'evento, organizzato dal Circolo Culturale Il Faro, e l'assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Vari soggetti, le ispirazioni e gli stili che contraddistinguono le sculture. Gabriela Salinas del Messico ha realizzato un'opera dedicata all'acqua, fiume, mentre Masha Paunovic dalla Serbia presenta nelle fauci delle emozioni, ricordandoci come a volte possiamo restare intrappolati tra paure e angosce. L'irlandese James Gannon ha scolpito una giovane donna con coda di cavallo. Reinaldo Escalona del Venezuela ha rappresentato la natura e la sensualità con fiore dell'anima. Alfredo Pecile dell'Argentina ha raccontato l'ostinazione degli antenati, sintetizzando in forma geometrica il tema del viaggio e delle migrazioni. Il sardo Francesco Cadeddu rende omaggio alla madre terra. Il friulano Antonio Felice La Montagna affronta il tema dell'evoluzione con un lavoro astratto in cui la pietra si fonde e si lega al plexiglass. Aurora Vantaggiato, da Taranto, la più giovane della squadra di quest'anno, ha creato Consenso, opera concettuale ispirata alla voglia di lasciare un messaggio ai più giovani affinché capiscano che costruire significa dare valore alle cose e ai materiali, evitando inutili sprechi e recuperando un vero rapporto con la natura e con gli altri. Il telegiornale termina qui, dopo la pubblicità c'è l'appuntamento con A voi la linea, a dopo.